Salgono a 121 i casi di persone positive al Covid-19 nella nostra provincia. Ieri uno nuovo a Siculiana, il secondo in ordine di numero, quello che ha colpito la città degli Sposi. La persona positiva al test è stata ricoverata presso l'ospedale di Agrigento per cause non riconducibili al Covid e solo dopo una settimana ha manifestato febbre alta e altri sintomi, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino Leonardo Lauricella, quindi un'alta percentuale che il contagio è avvenuto presso la struttura ospedaliera. Il paziente al momento è ricoverato a Palermo. I tamponi effettuati sono stati fino a ieri 3.828, i soggetti ricoverati in ospedale 11, 28 quelli posti in quarantena, mentre 69 i guariti, che aumentano di ben 3 unità, 13 deceduti, un aumento di 2 persone, 6 malati sono ricoverati a Caltanissetta, gli altri suddivisi tra i vari centri Covid di Marsala, Palermo e Partinico. In aumento in guariti nella nostra provincia, a Licata 7, 16 a Sciacca, 7 ad Agrigento, 3 a Canicattì, 7 a Menfi su 12 e 7 a Ribera su 8. Ma vediamo cosa succede in Sicilia. Continuano a effettuarsi i tamponi, quelli effettuati ieri sono stati 546, tra cui 30 i positivi e 16 contagi, in aumento quelli in isolamento domiciliare di 12 unità, salendo così a 1648, più 2 in terapia intensiva, per un totale di 35 unità. I guariti aumentano di 11 unità e aumentano di 3 invece i decessi. Dando uno sguardo alle province isolane, la prima è sempre Catania con 663, risultando però 11 casi in meno. Messina anche in netta diminuzione, passa da 403 a 376, meno 26 casi, mentre in aumento di 3 unità, portandosi a 300, mentre Enna in aumento di 3 unità, portandosi a 300 casi. Agrigento un caso in più, quello di Siculiana, come abbiamo già detto, e va a 67. Palermo scende di 33 unità e va a 344. Trapani in netto aumento con 18 casi in più, portandosi a 92. Siracusa fa un bel balzo avanti, andando a 46 unità contaminate, precedentemente registrati a 111. 65 contagi in più. Ragusa stabile a 54, Caltanissetta ferma a 116 unità, quindi complessivamente in Sicilia i guariti sono 731, mentre i decessi 231. Intanto il governatore Nello Musumeci esprime il suo compiacimento sul comportamento avuto dai suoi concittadini in questi momenti di grande difficoltà. Ora possiamo dirlo, siete stati bravi. Il popolo siciliano ha dimostrato una grande capacità di civismo, soprattutto a quanti, sparsi in Europa e anche in Italia, sono abituati a considerare noi siciliani con frasi fatte, con luoghi comuni e con giudizi assai superficiali e non sempre improntati a grande rispetto e apprezzamento. Siete stati bravi, perché i risultati che abbiamo ottenuto finora in questa tragica e drammatica vicenda dell'epidemia coronavirus danno ragione alla vostra condotta, una condotta improntata a grande responsabilità. Avete sorpreso tutti. È chiaro che abbiamo dovuto adottare la linea del rigore, ma se io avessi firmato le ordinanze del rigore e poi voi aveste avuto un'altra condotta, non avremmo ottenuto nessun risultato. E invece se guardiamo ai numeri delle altre regioni, soprattutto delle regioni del nord, ci rendiamo conto di quanto sia stata utile questa linea e di quanto sia stato efficace il vostro spirito di sacrificio, la vostra rinuncia, che ha prodotto ansia, ha prodotto tormenti, ha prodotto inquietudini, perché non è facile stare tante settimane a casa.
con la paura di restare contagiati. Quindi diciamo che abbiamo fatto un bel gioco di squadra, ma i protagonisti, i veri protagonisti siete voi.